Buongiorno a tutti, magnifico rettore, autorità civili, militari, accademiche, cari colleghi, care colleghe, studentesse e studenti e il personale tecnico-amministrativo e anche i cittadini di Udine che immagino saranno presenti. Grazie per avermi invitato qui oggi a Udine in questa inaugurazione dell'anno accademico regionale. Mi è piaciuta moltissimo l'idea fin dall'inizio di partire da Udine, poi andare a Trieste e questa voglia di inaugurare l'anno accademico insieme, stabilendo un percorso, quindi un viaggio nello spazio e nel tempo, nella storia di queste università. Come abbiamo sentito dire prima dalla Presidente Serracchiani, stanno facendo un viaggio verso una sempre maggiore collaborazione, auspicando che questa collaborazione potenzi tutte le grandi possibilità e opportunità che su questo territorio del Friuli Venezia Giulia oggi sono disponibili. È difficile da Ministro riuscire a sintetizzare le emozioni, gli spunti, anche critici che sono venuti dalla giornata di oggi, soprattutto dalla studentessa Alice, che non vedo ma sarà da qualche parte, eccola, che è stata la più dura di tutti, ha picchiato duro sul governo, sul ministro, sui governi precedenti e ha però esposto una critica oggettivamente fondata su alcuni dati, cercando anche di lasciare uno spiraglio aperto, una speranza. E quindi questa speranza va raccolta dal Ministro, va raccolta nel senso migliore della politica. Oggi vediamo così degenerato il quadro politico e c'è un gran bisogno di ritrovare il dialogo fra le varie parti, le varie componenti dell'università, della società civile, del Paese, per ristabilire i giusti spazi della politica e i giusti spazi in un momento di transizione. In un momento di transizione come quello che stiamo vivendo oggi, dopo una crisi così grave, giustamente paragonata al terremoto dal professor Paleari, e anche senza avere chiaro dove stiamo andando, in un momento di grandi riforme istituzionali, chi è al governo, chi serve lo Stato, come stiamo facendo noi, chi è al governo delle istituzioni, deve rappresentare la bussola, la stabilità, la certezza che i nostri valori, i principi di solidarietà, di inclusione, di sviluppo basato sulla conoscenza vengono preservati e vengono anche rielaborati e reindirizzati verso una politica che abbia un'idea di cosa sarà il nostro Paese nel futuro. Bene, io sono venuta a Udine per capire da vicino che cosa state facendo, com'è questa comunità accademica, quali sono i progetti di sviluppo, perché credo fortemente nell'importanza del viaggio nella politica. Il viaggio, come diceva un mio illustre predecessore che ha scritto proprio un libro, Francesco De Santis, viaggio elettorale, no? Il viaggio è importante per la politica perché ti mette a confronto diretto con le facce, le espressioni, le differenze, le caratteristiche del territorio e soprattutto in Italia la provincia non è stata abbastanza valorizzate. Una delle cose belle della mia attività è stata quella di riscoprire la provincia italiana, soprattutto le università, la cultura, la voglia anche di ricostruire che emerge da queste componenti della provincia che noi politici dobbiamo saper valorizzare e mettere in gioco. Ecco, la mia risposta è una risposta di semplicità, ma anche di voglia di fare. Io voglio partire dall'ottimismo di chi pensa che davvero dall'istruzione, dall'università e dalla ricerca possa rinascere questo Paese, sposato opportunamente con la cultura e credo che dobbiamo lavorare incessantemente perché nel quadro di una politica economica per la ricostruzione di questo Paese si parta da un investimento nell'istruzione, però un investimento che non deve prescindere dall'attività e dalla voglia di questo mondo dell'istruzione, dell'università, di cambiare, di meritarsi questo investimento. Mi riferisco ad alcuni temi importanti che vorrei sottolineare brevemente, ma che possono essere degli spunti su cui lavorare. Prima di tutto il reclutamento. Abbiamo sentito prima la studentessa che parlava del reclutamento degli insegnanti. Parliamo anche del reclutamento dei professori. Noi sappiamo bene che sia nella scuola che nell'università, scusate se parlo anche di scuola, ma io sono Ministro dell'Istruzione prima di tutto e vedo l'università e la scuola come un tutt'uno, l'istruzione dei giovani italiani. Allora, prima di tutto noi dobbiamo essere capaci di dare una
un indirizzo unico all'abilitazione degli insegnanti, al reclutamento degli insegnanti e dei professori universitari, avere e dire che in Italia, nell'Italia del futuro, le competenze che noi ci aspettiamo dagli insegnanti, siano ben definite e condivise a tutti. Dico questo perché sia nel mondo della scuola, come giustamente Alice ha messo in evidenza, sia nel mondo dell'università, le comunità non hanno dato una grande prova di saper affrontare questo tema, e mi riferisco all'abilitazione nazionale, che è ancora un settore, sia nella scuola che nell'università, che non ha dato grandi esiti e sul quale noi dobbiamo riflettere attentamente. Nell'università sicuramente l'abilitazione nazionale, che ha impegnato dopo molti anni di fermo e di assenza di reclutamento, ha impegnato molto la comunità accademica. Nessuno ne parla veramente, perché è un tema di cui abbiamo paura e esitiamo quasi a menzionare i dati, ma i dati per la prima volta nella pubblica amministrazione sono accessibili direttamente, non c'è bisogno di accesso agli atti, sono online, e quindi tutti noi ogni giorno possiamo vedere l'evoluzione, la differenza di comportamenti, la qualità del reclutamento e in questo caso dell'abilitazione nazionale. Non siamo stati capaci nemmeno di interpretarlo in un'unica maniera. Si parla di valutazioni comparative, di analisi bibliografiche, di superamento delle soglie, ma ancora questo dato non è assestato nel mondo dell'università. Per cui penso che la prima risposta sia: intanto osserviamo i dati, analizziamoli, però la comunità accademica dovrà una volta per tutte stabilire come si recluta, dove si recluta, sulla base di quali dati e soprattutto che competenze devono avere i professori universitari. E allo stesso modo l'università dovrà combattere e lavorare sempre di più insieme alla scuola per dire come si formano, si selezionano e progrediscono in carriera gli insegnanti della scuola italiana. Questa importante missione, su cui mi fa piacere che la vostra rappresentante degli studenti abbia messo l'attenzione, è un'importante missione che dall'università è sempre stata vissuta come secondaria, non importante, marginale. Invece io sono convinta che la formazione degli insegnanti sia uno dei grandi ruoli e delle grandi funzioni che ci aspettiamo dall'università per il futuro. Quindi il primo passo sarà definire le competenze, non i diplomi, i certificati o i punteggi. Cosa dobbiamo chiedere ai nostri professori? Qual è il loro ruolo nella società del futuro? E qual è il ruolo dei corsi di laurea che noi abbiamo attivato in questo momento? Cosa dovranno essere? Che mercato del lavoro ci sarà? L'organizzazione dei saperi dell'università italiana è quella corretta per formare i nuovi laureati nel nuovo mercato del lavoro, in un mercato del lavoro che non è stabile, che è cambiato profondamente, che utilizza nuove tecnologie, nuovi mestieri che noi stessi non sappiamo capire. Dobbiamo chiederci se l'organizzazione accademica del sistema italiano è quella più adeguata o se non la dobbiamo cambiare. Secondo spunto, l'organizzazione dei saperi. Io penso che sia giunto anche il momento di affrontare con coraggio questo tema. Terzo punto, la strategia regionale. Io condivido quanto ha detto la Presidente Serracchiani, quanto ha detto il Rettore e quanto ha detto il Presidente della CRUI. Penso che in Italia ci sia un tema di coesione territoriale a tutti i livelli, fra nord, centro e sud, altrimenti la competizione, collaborazione di cui prima abbiamo sentito parlare il professore nel suo intervento non funzionerà, e quindi c'è un tema di collaborazione e di disegno complessivo di coesione territoriale, soprattutto nel settore della conoscenza. Vogliamo ripristinare la mobilità interregionale? Le università non hanno senso con un bacino di utenti regionale o provinciale, peggio che mai, sarebbe la morte dell'università. Dobbiamo ritornare a occuparci di un tema di mobilità, si deve venire a Udine per studiare bene, e io credo che Udine possa rappresentare davvero un punto di arrivo per tanti studenti anche di altre regioni, e quindi si deve guardare a un orizzonte ampio di attrazione di cervelli e si deve guardare anche a un orizzonte nell'ambito regionale. Non è pensabile che non ci parliamo a pochi chilometri di distanza e che non immaginiamo un settore non solo in cui le università sono alleate, ma sono alleate con gli enti di ricerca. Qui
avete in Friuli Venezia Giulia una quantità di enti di ricerca attivi, noti in tutto il mondo e in settori avanzatissimi. Sarebbe molto bello e opportuno avere un piano strategico regionale in cui università e enti di ricerca si parlano per trovare una vocazione territoriale in cui davvero si formi all'innovazione. Noi nel piano triennale, nel nostro piccolo, abbiamo messo proprio specificatamente un incentivo per la collaborazione fra università ed enti di ricerca, che sarebbe davvero importante per dare un segnale importante. Se ci sono enti di ricerca che operano in settori avanzati della ricerca e dell'innovazione, giustamente i corsi di laurea devono guardare a questi come sbocchi di formazione avanzata, come sbocchi di formazione di nuova imprenditoria. E quindi credo che dobbiamo riavvicinare questi due mondi proprio per ritrovare la nostra vocazione all'innovazione. Ultimo punto, è un punto generale di funzione dell'università. Sono qui anche io a chiedere una maggiore collaborazione dalla elite intellettuale di questo Paese. Io penso che l'elite intellettuale, i professori, i ricercatori, gli scienziati siano rimasti un po' marginalizzati dalla vita politica e poco ascoltati e si sono anche fatti poco sentire. E mi piacerebbe che in questo piano di ricostruzione di questo Paese, parliamo di riforme istituzionali, ci fosse un nuovo ruolo per chi insegna e ha fatto tutta la vita produzione e avanzamento della conoscenza. È bene che i professori, le università siano coinvolte in questo processo di riforma del Paese. Se non arriva dall'università un'istanza di rinnovamento, di cambiamento, di riforma, da dove deve arrivare? È l'università, è la scuola che devono produrre questa voglia di investimento in conoscenza. Occorre, secondo me, una riscossa di questi mondi, una riscossa del nostro mondo. Per questo ho proposto ieri sul Sole 24 Ore un Senato delle competenze. Oltre alle autonomie regionali, che secondo me devono essere tutelate e rispettate e presenti in Senato, sarebbe anche il tempo di un Senato delle competenze, in cui lo scopo della scienza e della ricerca non siano soltanto così da grilli parlanti che esprimono le proprie teorie inascoltati, ma siano davvero chiamati a un atto di responsabilità. Come facciamo a fare una nuova politica energetica per questo Paese se non abbiamo la consulenza di scienziati nel campo dell'energia, del cambiamento climatico, dell'impatto ambientale, scienziati sociali? Come facciamo ad avere una politica, per esempio, di innovazione in ambito clinico se non abbiamo la consulenza del mondo degli scienziati della vita e del mondo dei medici e dei clinici? Come facciamo ad avere una posizione nel campo della bioetica senza una consulenza fondata di chi produce scienza? Ecco, io penso che tanti errori nel nostro Paese avrebbero potuto essere evitati se davvero avessimo pensato a una politica basata sull'evidenza scientifica, anche sull'evidenza scientifica. Il politico deve prendersi il suo ruolo e la sua responsabilità, ma lo scienziato deve riprendersi il suo ruolo di guida, anche di affermazione critica, che non può essere soltanto una critica sulla quantità di fondi che arrivano all'università. Non basta. Perché, come ho detto all'inizio del mio discorso, prima di tutto i finanziamenti nuovi bisogna meritarseli. Non devono esistere più scandali, non dobbiamo più sentire a problemi anche di malfunzionamento del nostro sistema di reclutamento. Dobbiamo avere un orizzonte e una politica di rilancio della nostra università e dei nostri enti di ricerca. E secondo, dobbiamo essere in grado anche di dire la nostra, di partecipare a questo momento delle riforme. Io quindi qui vi chiedo di prendere in mano la vostra responsabilità. Se non partiamo dalla scuola e dall'università, questo Paese non possiamo ricostruirlo. Credo che i giovani, con il discorso che ci hanno fatto oggi, ci abbiano chiesto anche una responsabilità. Dobbiamo coglierla e dobbiamo dare un orizzonte anche di crescita a questo Paese, e penso che possa venire dai luoghi come questo, dalle città belle come queste, dove si vive l'università tutti i giorni andando a piedi magari, o si possono ascoltare conferenze o si possono elaborare teorie. Quindi io vi ringrazio per la giornata di oggi e vi auguro un buon anno accademico e vi seguirò sempre da lontano. Grazie.
Ringrazio il Ministro. Adesso io le consegno ufficialmente il sigillo della nostra università, dove abbiamo anche fatto incidere nel retro la data e ovviamente il suo nome. Grazie.